Cantieri e cantierini, storie di uomini e navi è il progetto attualmente in mostra al Museo Carà di Muggia. Ne parliamo con Francesco Fait, che è il curatore assieme a Marzia Piuca di questa esposizione, che intanto diciamo si divide in due parti. Una è storie di navi e una è storie di uomini. Sì, è un progetto che nasce come attivazione comunitaria sulla scorta di un'esperienza precedente, quando avevamo dedicato una mostra alla raffineria Aquila e ci eravamo accorti che molte persone a mostra inaugurata avrebbero voluto collaborare conferendo materiali. Per il progetto dedicato ai cantieri abbiamo pensato di invertire l'ordine dei fattori, di invitare prima la gente a collaborare e poi allestire la mostra. Quindi è un progetto mediante il quale i muggesani, e non solo i muggesani, hanno tirato fuori le cose che possedevano nei cassetti e che sono le cose che si possono vedere e visitare nella mostra attualmente allestita, che è la prima delle due mostre che è dedicata all'uomo, al lavoro, alle professioni e anche al tempo libero dei lavoratori. La seconda mostra invece, che sarà visitabile a partire dal 25 agosto, sarà dedicata di più al prodotto e quindi alla tecnica, alle navi, alle produzioni dei cantieri. Era nata già in partenza con la possibilità di essere sdoppiata la mostra, oppure avete dovuto farla in seguito anche alla mole di oggetti e di materiale che avete raccolto? Effettivamente abbiamo avuto talmente tante adesioni che abbiamo pensato di dividere tematicamente le due mostre per non sacrificare, per non scontentare persone che ci avevano portato e che ci hanno portato degli oggetti che in alcuni casi sono veramente notevoli e preziosi. Ed è curioso sottolineare, no, che magari qualcuno possa essersi portato a casa, che ne so, degli armadi, degli attrezzi, eccetera. In fin dei conti però neanche tanto, se ci pensiamo. È una cosa curiosa, ma è una cosa che possiamo immaginare dettata da due ordini di motivazioni. Innanzitutto da una motivazione che è sentimentale, cioè nel momento in cui si finisce una parte importante della propria vita professionale si tende a mettere in salvo oggetti o documenti. Questa tendenza è particolarmente sentita e forte quando l'azienda dalla quale si proviene non ha un futuro, no? Quindi ci si sente in qualche modo i custodi dei ricordi dei materiali. Questa è una dinamica interessante perché forse inconsapevolmente tutte quelle persone che hanno portato a casa dei materiali, che sono in alcuni casi dei veri e propri archivi fotografici e anche documentari, hanno di fatto salvaguardato dei beni culturali. Come l'avete suddivisa questa prima parte della mostra? Sono tre fondamentalmente i cantieri di cui vi occupate. Sì, abbiamo raccontato tre dei cantieri muggesani e li abbiamo scelti con un certo criterio, anche se furono più di tre, furono 5, anche 6, se contiamo solo i cantieri di costruzione, cioè non solo quelli di rimessaggio, di riparazione. Ecco, noi abbiamo dato spazio ai cantieri per i quali abbiamo raccolto i materiali più rappresentativi e migliori, che sono il cantiere San Rocco, il capostipite dei cantieri muggesani, è un cantiere importante in tutta l'area adriatica e a livello insomma, non solo nazionale, che ha il suo momento di maggior fulgore nella parte finale dell'Ottocento. Poi abbiamo raccontato il cantiere Martinuzzi, che è un cantiere piccolo che lavora tra i primi anni 40 e i primi anni 50 e che ci interessava proprio in quanto cantiere non grande, ma che comunque produce delle navi in ferro che sono anche interessanti, e le cui maestranze poi confluiscono nel terzo cantiere che raccontiamo, che è il Fezzeggi, che è quello più longevo, quello che vive più a lungo e che è quello che è maggiormente rappresentato nei ricordi dei cantierini. È abbastanza fondamentale anche all'interno del percorso della mostra il contributo video che è stato realizzato a supporto e che è uno di quei prodotti
dove il racconto, dove l'appartenenza anche appunto a un cantiere diventa preponderante. Sì, questa è una parte importante del progetto, la raccolta delle testimonianze video. Abbiamo creato un gruppo di ragazzi, di una dozzina di ragazzi tra i 16 e i 18 anni, volontari, che hanno partecipato nel loro tempo libero a questo progetto, che è un progetto di raccolta delle memorie dei cantierini. Quindi abbiamo realizzato una dozzina di interviste che poi abbiamo coagulato attorno a certi temi paradigmatici e sono visibili non solo in museo, ma anche sono visibili su YouTube, digitando il nome della mostra. È una cosa molto interessante perché c'è stata questa volontà anche di passaggio generazionale e questo tentativo perlomeno, perché al giorno d'oggi l'attività dei cantieri a Muggia, anche se non mancano cantieri che fanno manutenzioni, però non esistono più cantieri di costruzione, ma a Muggia, a vario titolo nel tessuto urbanistico, ci sono dei suggerimenti a questo passato che ormai, ai noi, solo le persone di una certa età possono cogliere. Mi riferisco ad esempio alle vie del rione Fonderia che sono puntualmente dedicate alle professionalità dei cantieri, quindi c'è via dei marangoni, dei meccanici, degli elettricisti, dei calafati, dei calderai, oppure la stessa chiesa di Zindis o Sindis, perché i muggesani non conoscono la Z. Ecco, che è stata costruita, che è molto recente, risale agli anni 70, alla fine degli anni 70, ma è stata costruita per ricordare il passato dei cantieri, no? Ha una forma di nave con i fumaioli. E poi c'è Porto San Rocco che ha il bacino. Ecco, l'unico punto filologicamente ancora riferibile ai cantieri è il vecchio bacino di carenaggio di Porto San Rocco, che ho visto che di recente la direzione del porto, credo con i Rotary, ricorda ai passanti con una targa e una segnalazione. Mia curiosità, i 3 cantieri, diciamo così, presi in esame, presentavano delle caratteristiche comuni o no? A livello di produzione, intendo. Allora, sono tutti cantieri di costruzione, forse non sono facilmente confrontabili perché si riferiscono tutto sommato ad archi temporali diversi e comunque hanno ciascuno le loro peculiarità. San Rocco è un cantiere che costruisce centinaia di navi che sono mercantili ma anche navi militari commissionate dalla Marina da guerra austriaca, quindi ha una peculiarità che gli altri evidentemente non hanno. Martinuzzi è un cantiere che costruisce navi che hanno meno tonnellaggio e poi il Felzeggi, che è quello più originale, perché per molto tempo un cantiere privato, ed anche quello più all'avanguardia nelle scelte, che in alcuni casi sono anche un po' ai limiti dell'azzardo. In alcuni casi l'azzardo riesce e in altri magari un po' meno. E l'azzardo rappresentato anche dall'Italia, no? Ecco, la nave Italia è sicuramente per certi versi e secondo alcune ricostruzioni che ho sentito un po' un peccato d'orgoglio, cioè la direzione del cantiere ha questo pallino di voler fare una nave passeggeri, mentre fino a quel momento ha prodotto traghetti, navi mercantili, navi cisterna, Maone e altre navi. E questo probabilmente è una situazione in cui l'azienda fa il passo più lungo della gamba, perché l'Italia è una nave molto ambiziosa, una nave molto avveniristica nelle linee, nelle scelte, nelle soluzioni, che anche, a quanto mi dicono gli esperti di cose, insomma, della navalmeccanica, poi ha suggerito alcune delle navi impostate successivamente. Dicevamo all'inizio della puntata che una parte molto interessante e per certi aspetti anche molto curiosa della mostra è rappresentata anche dagli attrezzi che sono convenuti, diciamo così, e anche in questo caso erano posseduti, diciamo così, dalle famiglie, insomma. Sì, allora in questo caso
a essere coinvolte è una famiglia in particolare, che è la famiglia Stener, una famiglia di appassionati ricercatori di storia locale, che hanno in un'epoca che credo possa essere gli anni 50 o 60, hanno messo in salvo questi arnesi, utensili, ordegni di lavoro provenienti dal cantiere di San Rocco. Loro hanno una raccolta veramente molto importante, anche, e questa è solo una selezione che noi abbiamo tratto scegliendo i pezzi più rappresentativi, sistemandoli un po'. Anche questo è un caso di messa in salvo di beni culturali, dei quali magari nel momento in cui vengono messi in salvo solo pochi si avvertono l'importanza che hanno, no? Ecco, si tratta di attrezzi e utensili databili fino a 800 primi del Novecento, molti autocostruiti in cantieri, che ci riferiscono a varie figure professionali come i carpentieri in legno, i carpentieri in ferro, i tubisti e altre professionalità. Ma ci sono anche modelli in legno di strumenti, di attrezzi che poi sarebbero stati realizzati in altro materiale? Sì, quella parte che si intravede alle nostre spalle, quegli oggetti dalle forme più curiose e colorate, quelli erano dei modelli in legno. Esisteva la professionalità del modellista che serviva a creare i modelli dei pezzi dei quali poi sarebbero stati ricavati i calchi, e poi sarebbero state effettuate le colate di metallo e poi da là i pezzi veri e propri che poi sarebbero stati assemblati nelle navi. Ecco, il modellista è una figura molto importante nella progettazione e nella costruzione della nave, anche perché molto spesso le navi, adesso l'attività del modellismo è un'attività che si fa ex post, no? Di appassionati. Ecco, allora il modello della nave in scala piuttosto grande veniva eseguito prima per vedere alcune scelte progettuali, se poi avrebbero appunto retto una volta. Quindi erano dei provini. La foto alle nostre spalle è molto particolare perché da un lato è una delle poche immagini, insomma, dove un varo viene visto, diciamo, dal mare, perché solitamente il varo viene fotografato da terra, ma poi anche perché in qualche modo ci consente di raccontare la storia dei rubasoncole. Questa è una foto particolare proprio per le cose che dicevi tu, che racconta il varo da un punto di vista che è inedito. Solitamente le foto del varo sono tutte maestose, sono tutte eseguite anche con particolare capacità. Tutta la coreografia del varo che va dalla madrina alla bottiglia, eccetera, questa ha la peculiarità di essere vista dal punto di vista dei pescatori, che erano i cosiddetti rubasoncole. Allora, le soncole o zoncole, a seconda insomma del modo in cui si intendono pronunciare, sono dei pezzi di legno che la nave porta con sé nel momento in cui entra in acqua, ed erano dei legni pesanti, pregiati, che i pescatori ripescavano velocemente per riciclarli nella loro economia domestica. Nel 1938 mi avevo 6 anni, sono andato con mio papà al varo della corazzata a Roma, a San Marco, a ciappare sebo per far savon, perché una volta si metteva sebo, no, grasso, sulle slitte, e soncole. E sebo ingrumavo me con la voliga, avevamo il bidon a bordo della barca, con la voliga per si ingruma, no? Questi granelli bianchi, no? Ti ingrumavi insieme e ti scollavi dentro. E mio papà invece tirava sulle soncole. Sa come che faceva con le soncole? Ti sa cosa è il spago del comando? È un spago catramato di un 6-7 mm di diametro. Le clanfe normali veniva ligate e si faceva la gassa dall'altra parte, lungo 2-3 metri, sti tocchi di spago. Ti passavi vicino alla soncola col martello, ti impiravi la gaffa e ti mettevi la quella sul mancolo e ti avevi tutto sopra da impicare per far più presto, per ingrumare più roba, ti capisci? Perché se te avevi da portare a bordo, ti perdevi una montagna di tempo, perché sono pesantissimi, sono poco le bagnate.
Si faceva tutto così. Dopo pian a Remi, era Bonassa in candela, mi ricordo. Cosa vino da Roma. La Roma 50.000 tonnellate. Boh, era solo il scafo, senza sottotitoli. Ma dico, il fatto di ingrumare le soncore, intendo, già a 6 anni mi trovano a ingrumare le soncore. Questo è uno spazio che abbiamo voluto dedicare a questa parte meno nota delle implicazioni, delle conseguenze del varo. E se posso dire ancora una cosa sul varo, alcuni degli ex cantierini che ho intervistato, mentre le mie domande erano un po' tutte focalizzate sulla parte più esteriore del varo, la cerimonia, la festa, eccetera, loro continuamente rispondevano con i dati tecnici, no? Perché il varo era un'operazione molto delicata, anche pericolosa, in cui centinaia veramente di persone simultaneamente dovevano ripetere un gesto unico in più punti della nave. Ecco, mi colpiva questo, che comunque, avendo avuto quel vissuto, riportavano tutta la cerimonia al dato tecnico. Al dato tecnico. L'ultima parte della mostra ricostruisce la vita sociale e sindacale anche dei cantieri. Infatti alle nostre spalle abbiamo un'immagine del bagno del dopolavoro, no? Mi pare che si chiami. E ancora adesso la zona è definita così. Sì, ancora adesso le persone di una certa età. Allora, il bagno esiste ancora e si chiama Bagno Sarò, che è un'attività privata, però soprattutto nelle piccole comunità c'è sempre una sedimentazione dei nomi che continua nonostante quel nome non abbia più un senso di esistere, per cui quel bagno ancora oggi è noto come dopolavoro, come CURDA, che era l'acronimo dell'ultima declinazione dei cantieri riuniti dell'Alto Adriatico. L'attività del dopolavoro era molto strutturata per quanto riguarda il cantiere San Rocco. Negli anni 30 iniziò a essere così strutturata e si manifestava in attività culturali, la filodrammatica, la banda, il coro, la scuola di ballo, che spesso erano declinate anche per i bambini, no? Quindi c'era già questo interesse per i bambini. E poi c'erano tutte le attività culturali in senso lato, le attività sportive, no? Quindi le gite in cui spesso avvenivano gli scambi tra dopolavori che si visitavano a vicenda portando le loro espressioni artistiche, oppure appunto le attività sportive, quindi il calcio, il turismo, il cicloturismo, no? La ginnastica, tutte le attività. Questa foto è interessante perché è del 1938 ed è questa visuale del bagno. Ecco, noi abbiamo abbinato questa fotografia alle immagini di queste persone in costume da bagno, il costume dell'epoca, con una lettera che è un po' più tarda, che è di qualche anno dopo, di 5 anni dopo, del vescovo Santin, che passando davanti, insomma, del bagno dopolavoro, probabilmente venuto a Muggia perché le date combaciano con le festività dei protettori, scrive al parroco di Muggia lamentando, insomma, una certa decadenza dei costumi sociali, un'eccessiva, come dire, nudità e promiscuità che considera così delle cose assolutamente da evitare, e bisogna correre velocemente ai ripari. E c'è la lettera accompagnatoria del parroco di Muggia che scrive al direttore del dopolavoro del cantiere invitandolo, insomma, a costumi maggiormente casti. Quando si parla della vita di una realtà come quella cantieristica, poi si parla soprattutto in alcuni anni di lotte sindacali, e anche questa parte è ricostruita. Sì, allora, ci sono alcuni temi che erano anche difficili da rappresentare e che vengono molto ben raccontati però nelle interviste dagli intervistati. Questi temi sono ad esempio le malattie professionali, in particolare tutte le problematiche sanitarie collegate all'amianto, gli infortuni che non erano frequentissimi, ma erano, insomma, quando si verificavano spesso erano molto gravi. Ecco, questa parte noi non l'abbiamo rappresentata nella mostra, ma abbiamo rappresentato la parte sindacale. In qualche modo
le difese, ecco, che i lavoratori cercavano di porre e di porsi anche per affrontare anche queste tematiche. Quindi non si trattava solo di rivendicazioni salariali o economiche, ma ecco, questa parte è interessante. Abbiamo in mostra l'ultima bacheca del sindacato del navalmeccanico del cantiere di Felzeggi, che qualcuno aveva defisso e aveva da qualche parte a casa. Sì, l'ultima parte della mostra racconta per accenni veloci il crepuscolo un po' anche della vita dei cantieri, che è collegato con un'effervescenza sindacale, con una successione di scioperi che ad un certo punto sono veramente settimanali, e in particolare viene ricordata l'occupazione del cantiere Felzeggi, che avvenne nel 68 e che per più di un mese vide le maestranze occupare 24 ore al giorno il cantiere, sostenuti dalla comunità comunque muggesana, e ci sono anche delle belle foto dell'arrivo di autocarri con generi alimentari e altri generi. Sicuramente anche quest'ultima fase, che è la fase crepuscolare dei cantieri muggesani, è raccontata per accenni nella mostra. Chiudiamo ricordando chi ha contribuito alla realizzazione della mostra, che è anche importante da sottolineare. Certamente, si tratta di una collaborazione che abbiamo avuto intanto con istituzioni, con il Comune di Trieste, Museo del Mare, con il Comune di Monfalcone, Museo della Cantieristica, poi con l'Associazione Aldebaran e con l'Associazione Famiglia Mujesana di Muggia, e con il sostegno finanziario della Regione Friuli Venezia Giulia.